Lu Sarvanot da Codi Giacun. Se conta che in bot, lu premier giur de mai, la gente da Codi Giacun, na rua del Mele in Valvaracia, era baissà la villa a far festa. E che la festa antica che si faceva in tutti i paesi come festa della prima e di Giuve, si chiamava Lumai. Fios portava in narbu archincat bindei colorà, da noi all'altre, e incantante in demandando offerta come Dio. Mincatante fazion de cocar che sbefio es fremos da mariar, che era in chiamà per rire e spusos de mai. Ma quel ser, quando la gente di Giacun es retornar a rua, a gumma risalut. Dai stabi era un despareció tutus es vachos. Sercia da chi, chiama di lai, alla fine es avion trobat il pianet, un pastoral patan luegn. Es guardava nomenet picciot e burru, un sarvanot. E es guardava proprio ben, come si fughesse a manà. E veien che la gente boucava mal, lo sarvanot avio l'est dic, d'un ame de travai, brava gent, mi vos lei supa malcontent. Aquel ser, apres che i padron, aggiuà del sarvanot, es avio un menan chiaure, es vachos avien donat a partir al lac. Contenta dal sarvanot, na famiglia da Codi Giacun l'avia pia servizi per lo vive. Travagliava ben e volentier. Tutti i giorni toccava svaccios in pastura e mostrava la famiglia a far tantos cosetos che venien a tai. Ma sfremos avien pa un nele e travagliaven insieme mec si avia de conomet la famiglia. Un giorno padron, drande beisare la fiera del mel, avia chiamato Sarvan e gli avia dice: «Ven, che te più la misura del pe». Si es un brave travaglior, en paga uei chatate un bel parei de scarpunet. Man lueio de se content, lu sarvanot avio taccare in cular, spalit come un patarel, e gli avia bramas casi impiurant. No, i so pule pa falu, miu pe de gun por galgaru. E s'era scappa via e stremasse in tel bosc. Manna frema, la via scurre, e ingrignante via dice: «Miracol, ai peda ciabra, e spracò che vol palassai veire». Apresta questa questione, lo sarvanot s'ero pa più presentata alla famiglia, ma avia continuato a rugliare in tambierun e inghincian la misunda de rie bussun. Avia famo buonomet, e s'era talmente amanabo la famiglia che pulia pa destaciasse. E parei, un giorno padron che avia ancor d'or, gli avia bramà: «Sus, passan sai, che degli scarpunet ne parlen pus». Lo sarvan attendia me chisciò. Urus come una pasca, era salta fuori dal bussun, era corru talamente l'est che avia fatto tuba. Avia mai ciapato un mestiere de vachier, tutun stava sempre sto zoppite garda e crentiu, a bulapau che i piei se misura i pedestre mun. De nuec, chiavavo ben luis del ghicente dormia, e i puntaiava contra tutto ciò che trovava. Una de costumes del sarvan era de crucionasse su scialin dal fuec, giust che aveva finito i travai. Un giorno, la padrona dice all'ome: «Vos spiar la misura dal peda che il nero?» «Toi sì, sus la sengre dal fuier, na piana chiara de siu pe». Lo padron appia l'est misura a una brucetta, e lo giorno dal mercià del mel e scalà la villa e acciattà il sarvanot e un bel parei de chaussier de vacchetta. A casa, all'ora del dinar, las esmunuas al sarvan, en creient de fai pieser. Ma che la chi ha pianta 3 saut, come se avesse viguludiau, se s'enfegit de nandi che avia tuci pei drec, e abramà: «Ah, padrun, vosteno pa più sbarbun, ma ve pia misura a tradiment». A buacò mi va via mal content. E appia fora come una fusetta, en renversante scagne, seggelin, careos e bancios. Alla cima lei era, se smai virarei a bramar: «Si me fazies pasanar via tan lest, mi mus vustravo penca a far la siro a bulalaccia». E se scappa di ni bosc. A questa vinca torna più a reire, ha pensato padron despiasù, e l'han proprio più svegù. Nelle valli occitane i sarvanot, sarvan o sarvan sono una delle numerose tipologie di uomo selvaggio.
Il nome viene dal latino silvanus, abitante delle selve. Si tratta di folletti piccolissimi e pelosi, timidi, coi piedi caprini che si vergognavano a mostrare e che sapevano lavorare i formaggi, tessere e realizzare candele col siero del latte. Molto intelligenti, alcuni di loro lavoravano per gli uomini come aiutanti, ma erano permalosi e dispettosi, si divertivano a rubare il bucato o a fare rumore e disordine. Il loro umore era influenzato dal tempo, se pioveva erano contenti e quando tirava vento piangevano. Abitavano nei bassi anfratti della roccia e per questo erano così piccoli. Erano invidiosi dei neonati umani perché rosei e senza peli. Spesso le servanote scambiavano i loro bambini neri e pelosi con quelli delle donne e l'unico modo per riavere i propri figli era non nutrire quelli del sarvan lasciandoli piangere finché la servanota preoccupata non fosse tornata a riprenderseli. Figure simili al sarvan erano il fouletton, detto anche esprit foulette, e la foulatuna o faietta.